Benedica a tutti. La montagna, chi da che vediamo spesso alle nostre spalle, lo Muncibeddo, diventa patrimonio mondiale dell'umanità. Vediamo un servizio di Salvatore Ciminato. Secondo lo poeta Eschilo, lo gigante Tifone viene rinchiuso in tali sue grutte e di là eruttava tutta la sua raggia e la sua potenza. Secondo lo munno classico, lo dio greco Efesto, da sutta, ci travagliava lo ferro e, con l'aiuto delle ciclope, faceva li fulmine per Zeus, lo pace di tutti gli dei. Per i cristiani, invece, Iddo era la porta per scendere in tale inferno. Credenze e leggende a parte, lo vulcano più alto dell'Europa mantenne il suo fascino intatto per secoli e secoli. Aveva stato annunziato lo passato maio e ora è realtà. L'Etna è patrimonio mondiale dell'umanità. L'UNESCO, lo passato 21 di giugno, durante la sua riunione annuale nella capitale della Cambogia, Phnom Penh, lo elevò tra le bellezze del pianeta, definendolo come uno dei vulcani più rappresentativi e attivi del mondo. Un vulcano con una storia e con un'attività conosciuta di almeno 2700 anni, aggiunsero le alte vertici dell'UNESCO, e per questo ave una delle storie documentate più lunghe del mondo. Le sue cratere, la sua cenere, la sua lava con le sue grotte e la valle dell'Uboi fanno dello vulcano siciliano una destinazione importante per la ricerca e l'educazione. La zona classificata patrimonio mondiale dell'UNESCO è chidda dello Parco dell'Etna, creato in tal 1987. Lo ministro dell'ambiente Andrea Orlando si dice soddisfatto, definendo sto riconoscimento come qualche cosa di straordinariamente importante per la rivalutazione e la particolarità dello nostro patrimonio naturale. Novità all'Agenzia delle Entrate. Nuovo sistema di controllo con il rischio di creare una società onde non esiste più la riservatezza. Un servizio di Filippo Albamonte. A partire di lunedì 17 di giugno ha cominciato lo SID, lo sistema di scancio dei dati delle banche all'uffizio delle tassi. Questo sistema dona i dati in merito alle conti correnti dei cittadini all'Agenzia delle Entrate. In particolare si tratta dei saldi totali di inizio e fine dell'anno e di tutte le operazioni di dare e avere che si fanno. Dopo di sto passo è prevista la creazione di un elenco con i soggetti con lo più alto rischio di evasioni. Praticamente, se i nostri dati sono sospetti, vieniamo messi in questo registro degli evasori in potenza e diventiamo a rischio di altre indagini. Lo garante della riservatezza detti la sua approvazione perché si creò, come Id aveva consigliato, un sistema application to application, cioè senza cristiani che spiano fisicamente i conti, seppur le perplessità restano. La preoccupazione più grossa è infatti che con la scusa delle evasioni si potesse venire a creare una società spiata in tale minimi particolari. Ogni cosa che facciamo, delle spese di tutti gli orna, a chi di più particolari e via discorrendo, tutto potesse essere riconosciuto e sotto ispezione dello fisco. La evasione delle tasse è un reato e nudo cerca giustificazioni, ma se si potesse evitare l'obbligo dello Stato a pari le sospese con le tasse dei cittadini, cioè tornando alla moneta sovrana, forse non ci fosse bisogno di creare una specie di Stato di polizia tributaria. Comincia l'estate e in Sicilia sono numerosi gli eventi per l'anare Sant'Anticchia. Dalla borgata di Vergine Maria in Palermo si ripiglia una vecchia tradizione, la festa dello pescatori. Vediamo un servizio di Cradablesi. La stati palermitana si caratterizza di sempre per eventi organizzati nei vari borgati di residenti della citati, con l'intenzione di attirare i turisti e rallegrare i cristiani. Uno di questi eventi è la festa di Lupiscatori, che si tiene a partire di 19 di giugnetto per 3 giorni, nell'antica borgata di Vergine Maria di Palermo, evento che si caratterizza per canti a ballati e gare di pesca.
La festa, arripigliata dopo 35 anni di silenzio, è organizzata con l'aiuto di la Prolocu, nostra donna di Lucarmini, di un movimento Virgini Maria s'arripiglia lu territorio, creato di un gruppo di residenti che, riordando l'antico splenduri di la zona per la ricca economia di la Tunnara Bordonaru, decideru di dare nuovi valori all'antica borgata, operi pati di stissi di bonifica di li posti e rivalidazioni di lu patrimonio culturali, paesaggistico e artigianali. A stu proposito, lo movimento stesso fece un esposto alla Procura e alla Soprintendenza e Nucleo Tutela Patrimonio Artistico per denunciare lo stato di degradamento ambientale di Lumarifaratico e di li suoi antichi varchi, li muciari, simbolo di la memoria di lu travaglio marinaro in Palermo. La Tunnara Bordonaru è un complesso di costruzioni di tardo 400 che con lo suo grande marifaratico fece nascere la borgata di Virgini Maria, che si formando prima con l'aggregazione di poco di casi di pescatori e successivamente con un grande sviluppo di Luburgo Marinaru. Lo gruppo persi la sua funzione all'inizio degli anni 50 con lo cancio di rotta di Litunni. Di tanno ha cominciato un periodo di abbandono completo. Nel 92 la Soprintendenza dei Beni Culturali mise un vincolo architettonico sopra l'edificio di La Tunnara e un vincolo etnoantropologico per gli antichi muciari. In tal'anni appresso, La Tunnara si trasformò in ristoranti, pub e lucanna, ma lo marifaratico, con i suoi antichi varchi, non ricevì opere di tutela o interventi, subendo gli intemperi, trovandosi a cielo scoperto. Ora lo vincolo, secondo indiscrezioni, avesse essere rilevato e Palermo risica di perdere un pezzo importante della sua storia. La festa di Lupiscaturi di 19 di giugnetto, chiavi in tra i suoi organizzatori, puri allo scrittori Antonino il Prestigiacomo, autori di un bello cortometraggio dedicato a Virgini Maria, volessi magari rievocare le vecchie tradizioni per mettere l'attenzione sopra la sua tutela. Questo è tutto per quest'ultima puntata prima della pausa estiva. Ne vediamo a settembre. Salutiamo!